per motivi di tempo a scuola, ehm, far emergere tutto per induzione, in qualche modo lentamente, fare in modo che siano i ragazzi a arrivarci. Quale scelte operare, cioè fin dove arrivare, fin dove, oppure in quali argomenti, in quali punti, in quali concetti fondanti della matematica puntare sul fatto che siano loro in qualche modo a venire fuori. Ecco questo. La mia domanda è la seguente: per quanto riguarda l'importanza del linguaggio e la ricchezza lessicale del singolo studente, anche noi insegnanti di matematica osserviamo soprattutto in geometria alcune difficoltà che presentano i ragazzi, dalla comprensione del testo di un problema di geometria alla produzione di un testo ragionato. È opportuno pertanto chiedere la collaborazione con i docenti di italiano? La mia domanda era relativa alla specificità del linguaggio matematico, che ha una sua densità di contenuti e presuppone anche doti di sintesi, di precisione. Penso a parole come direzione, spigolo, va bene, che nel linguaggio colloquiale usiamo con disinvoltura per indicare molto spesso oggetti, concetti che in matematica invece hanno un significato opposto. Allora, intanto comincio a rispondere a queste domande che sono state poste qui a Venezia. Le hanno sentite tutti, credo anche nelle altre sedi, le domande. Sì, quindi non devo ripeterle. Ok, la prima domanda è quali scelte operare? È impossibile fare tutto per via induttiva, sono perfettamente d'accordo. È chiaro che il tempo è quello che è e non sto assolutamente proponendo di fare tutto sempre così. Però quello che lei assolutamente non ha detto, e non voglio attribuire, però non è un buon motivo per non farlo mai. Se noi usiamo una metodologia di questo tipo, voglio essere cauto, 2 ore al mese, non è una cosa impossibile. 2 ore al mese però vuol dire farli in maniera abbastanza sistematica, lasciare una traccia, fare in modo che il ragazzino si ricordi. Quindi farlo quando c'è la possibilità materiale, che non è mai però appunto. Almeno 2 ore al mese si può fare, almeno. E su quali argomenti? Io qui sarei estremamente elastico. Quando se ne presenta l'occasione, non necessariamente sui concetti più importanti. Voglio dire, se faccio il teorema di Pitagora, non posso sperare che il ragazzino si arrivi da solo. Guardate tanti triangoli e rettangoli, cosa vedete? Non è vero, non si vede. Quindi non è quello. Il professore, a mio parere, ci pensa prima, perché ha visto una cosa che gli è piaciuta, che gli sembra adatta e così via, e lo propone quella volta. Anche a livello extracurricolare, fuori dal programma. Anche un argomento che è stato trattato 3 mesi prima, perché no, lo riprendiamo. C'è quello che può capitare volta per volta, non necessariamente gli argomenti più importanti. No, insisto su un punto però, ripeto, forzando la domanda e facendole dire quello che lei non ha detto. Il fatto che sia impossibile usare sempre una metodologia di tipo induttivo, diciamo, scoperte e così via, non è un alibi per non farlo mai. Bisogna trovare un equilibrio. Difficoltà dei ragazzi col linguaggio sicuramente c'è. Ci sono tante difficoltà da parte dei ragazzi. Voglio dire però, lo sappiamo tutti, insegnare matematica è difficile. Ecco, non illudiamoci, resta difficile comunque. Possiamo fare tanti begli incontri con l'Accademia dei Lincei, Istituto Veneto e così via, ma resta difficile. È un po' la nostra sfida però, perché è molto importante. Una collaborazione con i docenti di italiano, beh, è ottima, se si riesce a stabilire. Bisogna trovare il collega che sia interessato a farlo, disponibile a farlo, ma va benone. Laddove è possibile va benone.
poi potrà dare frutti buoni, meno buoni, non lo so. Però sì, sicuramente occorre provarci con la collaborazione. Qui si collega anche alla terza domanda a questo discorso, il fatto che la matematica ha una sua specificità. Fra l'altro ci torniamo subito sulle specificità del linguaggio matematico, proprio andando avanti ora con le altre cose di cui volevo parlare, volevo proprio entrare nel vivo del linguaggio matematico, che ha caratteristiche un po' diverse dal resto del linguaggio. In questo senso, dicevo, una collaborazione col docente italiano va benone, punto, va benone. Ecco, non stupiamoci se qualche volta il collega italiano la pensa in un modo e non in un altro. Questo può far parte della specificità del linguaggio matematico o di quello che il collega italiano pensa sia più importante. Una ricchezza di aggettivi per noi è tutto sommato trascurabile, per l'insegnante di italiano è giustamente dal suo punto di vista molto importante. Il concetto di definizione dato in italiano è diverso dal concetto di definizione che diamo in matematica. Però questo non vuole assolutamente dire evitiamo un confronto, anzi, se riusciamo a collaborare va benone. Mi scusi, lei ha colleghi di italiano con cui pensa di poter lavorare bene? Ecco, già lo state facendo, benone, ecco basta, mi compiaccio molto. Se ci sono altre domande? No. Sì, in attesa che arrivino le altre domande, per questo rapporto tra il raccontare, voglio segnalare un bell'articolo di una ragazzina di seconda media su un problema di approssimazione. Il problema è questo: il triangolo equilatero non si può costruire su una griglia quadrata. Quali sono i punti che approssimano meglio il triangolo equilatero? E lei discute e scrive 5-6 pagine molto gustose su questo problema. L'abbiamo pubblicato nel Centro Morin, quindi www.centromorin.it. Ci sono alcuni articoli veloci scritti da noi con la nostra pesantezza, e c'è anche questo, si chiama Isabella Zappa, mi pare, naturalmente seguita dal suo insegnante che conosciamo bene, che è Paolo Dall'Aglio. Ecco. E è un bel esempio di un'attività di, come dire, sforzo di raccontare di una ragazzina una sua ricerca fatta in maniera da ragazzina, ma gustosa, insomma. Vorrei fare due osservazioni sui numeri triangolari. Allora, il primo è che sul fatto che due numeri siano multipli, si alternino due numeri multipli divisibili per 3, insomma, e uno no, giusto? Così mi sembra gustosa per i ragazzini la dimostrazione che si vede dalle prime figure, e cioè che la prima ha un solo pallino, diciamo, la seconda ha un triangolino, la terza ha un triangolo più grande, nella quarta ricompare il pallino dentro, e poi nella quinta comparirebbe un triangolino dentro, e poi nella sesta un triangolino più grande, e poi ancora un pallino. Quindi, considerando che il contorno è comunque multiplo di 3, perché sono 3 lati, ecco, 3 vertici, e questo forse aiuta visivamente. Cosa dice? Io avevo fatto uno schizzo, pensavo di annerire queste figure interne man mano che si va avanti, di colorarle. Poi invece la seconda osservazione, lei diceva che il fatto che il numero triangolare col precedente dà origine, la somma, dà origine a un quadrato, diceva la dimostrazione poi un po' più complicata. Se però li disegniamo come triangoli rettangoli, visivamente diventa più semplice, no? Ecco, erano queste le osservazioni. Non so se poi è sempre giusto geometrizzare come facevano quei greci. Vedo che con i ragazzi geometrizzare le proprietà aritmetiche, algebriche funziona. Ecco. No, sicuramente va bene geometrizzare quando ci si riesce. Allora, parto dalla seconda. Due numeri triangolari fatti a triangolo rettangolo consecutivi si accostano bene a formare un quadrato. Basta poca fantasia, si vede.
La prima osservazione è molto carina, sinceramente mi coglie, non la sapevo, ma è molto, molto carina, la apprezzo. Sì, mi compie, è molto bella. Cioè, la ripeto per chi cercando di fare anche sulla figura. Se io prendo il contorno del triangolo, questo è formato comunque da un numero di pallini multiplo di 3. Sono i pallini lungo un lato, meno 1 forse per 3. Quindi qui troviamo comunque multipli di 3. Però, mentre in questi due casi abbiamo soltanto i pallini sul contorno, sul bordo, e quindi senz'altro il numero totale è un multiplo di 3, qui compare un pallino extra, che ovviamente non è divisibile per 3. Nel caso successivo, oltre al bordo, mi ricompare all'interno un altro triangolo, sempre multiplo di 3. Andando avanti mi compare un punto. 2 volte. No, non è vero, non è vero. No. Sì, non è vero, sì. Compare un punto ogni 3, mentre invece negli altri casi, sì, appunto, il triangolo è più grande, certo, come in questi casi. Sì. Si ripete la terna iniziale. Sì, è ricorsività, in qualche modo. Sì. Perché qui c'è il Sì, scusa. Sì, vabbè, comunque al di là della parola, non lo so se c'è nome particolare, però è carino questo fatto che... si vede bene, Claudio, perché le prime 3 figure, in ordine, continueranno a ripetersi. Continueranno all'interno, sì. Dopodiché, dentro... Sì, nel cioè, allora, ripetiamo, queste prime 3. La quarta figura è quella che ottengo partendo dalla prima e facendo una sorta di cornice con altri pallini. La quinta è quella che faccio qui e ritorna multiplo di 3. Poi un'altra volta questa qui è sempre un multiplo di 3. E poi questa qui ancora che non è multiplo di 3 e così via. Sì. E poi riprendo via via. Ok, molto carino. Bella. Sì. Ci sono domande? Allora io andrei avanti con il resto del discorso, abbiamo ancora un po' di tempo e fra l'altro proseguiamo proprio con il linguaggio, quindi con argomenti che sono stati già toccati nelle domande. Il ruolo del linguaggio è naturalmente fondamentale per il ragionamento, per la dimostrazione per un secondo tempo. A me piace molto la metafora del convincere un nemico. Nemico non nel senso di nemico aggressivo, ma del nemico di quello che non si fida. Ma perché? Questi numeri sono uguali, chi me l'ha detto? Anzi, nell'originale erano 3 tappe: convincere se stessi, convincere un amico, amico inteso come un'altra persona che però ha fiducia in noi, e convincere un nemico, quello che ogni volta vuole sentire una giustificazione adeguata. Ciò detto, però, anche il linguaggio matematico presenta ambiguità. Non le vorremmo, ma ci sono. Abbiamo parole, anche in matematica, nel linguaggio tecnico, che hanno 2 significati. Caso tipico è rettangolo. Rettangolo è sia il quadrilatero come sostantivo, ma quando diventa aggettivo denota un triangolo. Se cambiamo linguaggio, cambiamo lingua, questa irregolarità non c'è. Però per quanto ne so, passiamo all'inglese ad esempio, il rettangolo nel senso del quadrilatero si dice rectangle, no, scusate, ho sbagliato penna, il triangolo rettangolo è right. Non è meglio di noi perché non hanno questa ambiguità che abbiamo noi, ma right in inglese vuol dire di tutto di più, da destra a giusto, quindi sicuramente ogni linguaggio corrente usato ha delle sue difficoltà anche a livello tecnico-matematico. Pensate a base, Druat, sì, esattamente, Druat e Druat se non erro, no? Sì, a destra appunto, quindi non cambia di molto. Pensate a base, che è la base di un poligono oppure la base di una potenza. Poi ci sono le parole che hanno un significato diverso nell'uso corrente. Se ho capito bene, già qualcuno ne parlava prima. Gli esempi tipici, quelli che sono scritti qui negli appunti, sono teorema, che viene usato a livello giornalistico. Questo è proprio un po' pericoloso, perché il significato diverso, opposto in qualche misura. Teorema a livello giornalistico vuol dire costruzione fatta a priori, non motivata, non supportata da prove, da motivazioni adeguate. Un'ipotesi, sì. E qualche volta anche falso, sì, appunto.
il concetto è un po' diverso, fa pensare, ma comunque lasciamo perdere, ma anche parole come angolo, questa è scusatemi una battuta molto leggera, ma noi diciamo al ragazzino poi irrequieto vai lì nell'angolo, se quello è un ragazzino poi irrequieto ma matematicamente bravo può rispondere ci sono già, perché se è seduto lì è nell'angolo, l'angolo è grande per noi. Quando dico vai nell'angolo vuol dire vai vicino allo spigolo, al vertice, a seconda se pensiamo a un angolo piano o a un angolo dietro nello spazio, ma poco importa. Però appunto l'angolo per noi è una figura illimitata, vai nell'angolo vuol dire vai vicino al vertice. Ho molto insidiosa anche la parola ipotesi, appena detta. Ipotesi per noi, forse alla scuola secondaria primo grado capita di meno, ma ipotesi è l'ipotesi di un teorema. Poi però c'è quello che sappiamo. Se il triangolo è rettangolo, allora capita che. Quindi quello che diamo per buono. Però poi c'è l'ipotesi scientifica, l'ipotesi di Riemann, quello che vorremmo dimostrare, non quello che sappiamo a priori. Non so quanto queste siano davvero causa di errori, forse no, però stiamoci attenti. Quando una parola ha due significati è sempre un po' pericoloso, il rischio c'è sempre, in qualche modo. Giocare un po' con il linguaggio, giocare nel senso di fare in modo che anche frasi siano oggetto di attività. Qualche esercizio linguistico, leggo direttamente negli appunti, confrontare il significato dell'articolo un in queste due frasi. Sono due frasi tranquille, non sono frasi né complicate e non oserei dire che sono sbagliate. Però guardiamo il significato di un. Il quadrato di un numero pari è pari. Beh sì, è giusto. Il quadrato di un numero pari è pari. 16 è il quadrato di un numero pari, certo. Va bene, ma quell'un ha un significato molto diverso nei due casi, a livello logico. Quando dico 16 è il quadrato di un numero pari, scusate, partiamo dalla prima, il quadrato di un numero pari è pari, cosa vuol dire quell'un? Uno qualunque, per ogni numero, il suo quadrato, per ogni numero pari, il suo quadrato è pari. Il secondo invece non è certo, ce n'è uno, magari due siamo anche negativi, ma non necessariamente, ce n'è qualcuno, forse, sicuramente ce n'è almeno uno, ecco. Da un lato quello che in logica si chiama quantificatore universale, dall'altro il quantificatore esistenziale. Al di là dei paroloni, il primo un vuol dire ogni, il secondo esiste. Ecco, qui non si tratta necessariamente di correggere l'uso corrente, ma di essere consapevoli. Questo è un progetto di lunga durata a livello educativo, fare in modo che un ragazzo quando parla sappia quello che dice. Dice cosa vuol dire quell'un che ho detto io, non quell'un che ha detto il professore. Quell'un, quell'esiste, tutti. Un buon esercizio sempre linguistico è negare frasi e non è sempre facile, specialmente qualora ci siano parole tipo tutti, qualcuno, nessuno e così via. C'è almeno uno studente, pensiamo a una classe, c'è almeno uno studente che è nato a Roma. Qual è la negazione? Questa forse è abbastanza facile. La negazione di almeno uno è nessuno. Nessuno studente di quella classe è nato a Roma. Quindi la negazione è la prima, nessuno studente è nato a Roma. Ieri tutti gli studenti hanno studiato. Qual è la negazione? Qui attenzione al tutti sempre. L'errore tipico è dire che la negazione è ieri tutti gli studenti non hanno studiato o nessuno studente ha studiato, che è sbagliato. La negazione a negazione intendo mettere un non davanti a tutta la frase. Non, aperta parentesi, la frase. Non è vero che. Questo vuol dire negazione. Allora, non è vero che tutti gli studenti hanno studiato, a cosa equivale, come possiamo dirlo? Non tutti hanno studiato, detto in maniera più esplicita, c'è almeno uno che non ha studiato, c'è almeno uno che non ha studiato. Un po' più difficile? C'era...
c'è ancora la negazione, l'ho spostata, era tutti non, eccetera, tutti, diventa almeno uno, non. Non usavo paroloni. Sì, d'accordo, ok. Sì, ok. No, però questo adesso, al di là poi di questi contesti più complessi, ma capita anche a livello di discussioni da bar, voglio dire, e dà un po' noia quando la negazione di tutti diventa nessuno. Un po' più difficili. Ieri tutti gli studenti hanno studiato almeno 2 ore. Allora ieri, se la neghiamo, se questa frase non è vera, che c'è almeno uno che ha studiato meno di 2 ore. Almeno 2 studenti abitano fuori Venezia. La negazione qual è? Un po' più difficile. Qui si vede bene formalizzando. Almeno 2 studenti. Come posso scriverlo? Formalizzando, adesso sto usando paroloni, ma almeno 2 vuol dire maggiore o uguale a 2. Qual è la negazione di maggiore o uguale a 2? Meno di 2. Quindi dire che almeno 2 studenti abitano fuori Venezia è sbagliato, vuol dire che al più 1 studente, meno di 2, cioè al più 1, abita fuori Venezia. Al massimo 4 studenti sanno giocare a scacchi. Al massimo vuol dire minore uguale 4, quindi almeno 5. Più di 4 sanno giocare a scacchi. Questo l'ho preso dal test TFA recentissimo, quello del luglio scorso. Le classi di una certa scuola. In ogni classe c'è almeno una persona con gli occhi verdi. C'è forse qualche piccola variazione linguistica, però era non proprio identica, ma quasi. In ogni classe c'è almeno una persona con gli occhi verdi. E notate che viene data una domanda del genere per l'accesso al TFA, quindi a laureati. Non credo che sia andata particolarmente male, anche se non ho le statistiche, però sicuramente non tutti l'ha fatta giusta. In ogni classe c'è almeno una persona con gli occhi verdi, vuol dire che in quella scuola c'è almeno una classe in cui nessuno ha gli occhi verdi. Dal TFA alla SIS, quindi sempre rivolto a laureati, siamo nel 2007. Questo è un po' più difficile però, anche più carino. La negazione della frase can che abbaia non morde. La negazione della frase can che abbaia non morde. Io cercherei di rendere esplicita però quel can che abbaia, cosa vuol dire? A che cosa si riferisce? Ecco, si riferisce a tutti. C'è un tutti sottinteso, ma c'è, perché un proverbio, se parlasse di un cane specifico, non mi interessa. Se si parla di fido e basta, non si fa il proverbio è significativo quando riguardi tante situazioni. Chi può lamentarsi che questo proverbio è sbagliato? Chi è stato morso da un cane che abbaiava? Io ho visto ieri il cane che abbaiava, ho detto, beh, quello abbaia, chi se ne importa? Sono andato tranquillo e quello invece a tradimento mi ha morso. Allora, la negazione qual è? Tra quelle proposte? C'è almeno un cane che abbaia e ciò nonostante morde. La B come Bologna. Attenzione che questo non è banale perché poi c'è il non, c'è anche una doppia negazione, quindi insomma che poi scompare, che abbaia e morde. Dovrei dire che abbaia e non è vero che non morde, quindi che morde. Il quinto esercizio che propongo è invece tratto dalle prove Invalsi per la seconda superiore. È una domanda che ha dato luogo a un po' di discussione, anche un po' di polemiche, perché è formata da 4 parti, di cui 3 sono molto semplici e tranquille, importanti sicuramente, ma tranquille, proponibili sicuramente anche nella scuola secondaria di primo grado, e una, a mio parere, un po' difficilotta, giusta, però un po' difficilotta. Se un numero è pari,
allora è multiplo di 4. Dobbiamo dire se è vero oppure se è falso. Se un numero è pari, allora è multiplo di 4. Chiaramente è falso. Notate anche qui, in questa semplicità, la ricerca del controesempio. Dire falso, io ci vedo anche studenti miei, quindi di 20 anni, che mi rispondono perché può anche non essere, risposta perché è falso, perché può non essere multiplo di 4. Non mi ha motivato nulla, mi ha semplicemente ridetto la frase. Risposta corretta è rispondere 6 è numero pari che non è multiplo di 4, un controesempio per chiudere il discorso. Se un numero è multiplo di 9, allora è multiplo di 3. Questa è vera, la motivazione la possiamo dare facilmente dicendo che 9 è multiplo di 3 e quindi moltiplicando per un altro numero rimane multiplo di 3. Un numero è multiplo di 6 solo se è pari. Questa è giusta, ma è quella di cui è difficile, quel solo se, che non è così usato anche a livello, neanche a livello matematico, perché c'è il se solo se che è tanto usato. Quel solo se, la condizione necessaria, messa dopo, che per carità è giusto secondo me, non c'è dubbio. Si viene il dubbio. Quando io parlo con amici, qualcuno propone vado al cinema, andiamo al cinema, io rispondo, ci vengo solo se ci vieni anche tu. Vengo al cinema, cosa vuol dire? Che se tu non ci vai sicuramente non ci vado. Se tu ci vai, forse nel linguaggio corrente vuol dire che ci vado anch'io, forse. Insomma, si può discutere. Non è... Però qui nel contesto matematico la frase è giusta, ma un po' difficile. Un numero è multiplo di 5 se solo se è multiplo di 10 e questo chiaramente è falso, perché ad esempio 25, 15, 35 sono multipli di 5 che non sono multipli di 10. Qui ho raccolto un po' di errori logici o linguistici nella vita corrente, come appunto la vita corrente talvolta, non perché sbagliamo, ma perché semplifichiamo un po' le condizioni, ci porta a usare frasi che sul piano logico sono criticabili. Un discorso simile al precedente. Io dico a qualcuno, se domani è bel tempo vado al mare, e qui siete già al mare, quindi il problema è diverso, ma vabbè, se domani è bel tempo vado al mare, cosa significa? Se è bel tempo vado al mare. Se piove, ma ragionevolmente io capisco sto a casa, però non c'è scritto. Non ho preso impegni su quel che faccio nel caso di cattivo tempo. Però in maniera abbastanza spontanea la frase viene avvertita come un se solo se. Quindi mentre in matematica è fondamentale se allora, che non equivale alle implicazioni inverse, nel linguaggio corrente c'è spesso confusione. Quest'altro è analogo ma anche più chiaro. Se uno ha l'influenza, allora la febbre. Supponiamo che sia vero questo, accettiamolo. Se Tizio ha l'influenza, allora Tizio ha la febbre. Piero ha la febbre, quindi ha l'influenza. Ecco, questo è chiaramente sbagliato, penso che anche i ragazzini avvertano il fatto che dell'errore, proveranno a motivarlo. No? Non? Beh, si rendono conto che c'è un ragionamento un po' affrettato, no? No. È molto comune. Allora, lo dico per le altre sedi, un errore di questo genere viene fatto spesso a livello televisivo anche da personaggi altolocati e quindi, allora, a maggior ragione insistiamoci allora. Sì. Dobbiamo lavorarci. No, io pensavo che l'errore fosse abbastanza vistoso, invece mi si fa notare che è un modo di ragionare purtroppo diffuso, quindi occorre lavorarci. Peraltro poi si apre poi tutto un altro discorso, che poi va sulla probabilità, sulla statistica, cioè vedere poi a livello anche medico, risalire dai sintomi alla malattia, che è un discorso spesso difficile, perché appunto ci sono tante cause diverse fra loro, magari qualcuna grave, qualcuna invece molto più leggera, che danno lo stesso effetto. Dall'effetto risalire alle cause è sempre un procedimento importante ma non automatico. Sì, sì. Allora è stato... No, qui è stato fatto un esempio
politico molto attuale, forte, tutti i terroristi sono musulmani, proprio ammesso che sia vero, in questo contesto di tu sei musulmano, quindi sei un terrorista. Questo sono quelle frasi molto pericolose, fra l'altro anche a livello sociale, sicuramente, proprio un po' grossolane sul piano, proprio lasciatemi dire, morale. Anche se fosse vero, che i terroristi in questo momento li trovo essenzialmente tra i musulmani, ecco, non è vero che da questo fatto deve discendere che, perlomeno dovrei fare anche un discorso numerico, di quantità. Se in base a statistiche particolari trovassi che, cosa falsa sia chiaro, che il 90% dei musulmani sono terroristi, comunque non sarebbe vero comunque dire che tu sei musulmano quindi sei terrorista. Sì. Però questo è importante anche a livello proprio di convivenza pacifica e soprattutto per evitare poi di attribuire, questo è davvero un'altra cosa molto negativa, attribuire facilmente a qualcuno, ma non necessariamente musulmani, anche a livello più banale fra di noi, tutti quelli di quel quartiere sono rozzi e ignoranti, cioè ecco, tutti i professori lavorano poco, eccetera. Quindi cercare sempre di stare attenti con le generalizzazioni, senz'altro, e con le implicazioni farle nel modo corretto. Sì, tu lavori poco, quindi sei professore, sì. Comunque è vero, c'è da lavorarci. Quello che mi permetto di suggerire è lavorare un po' sulle frasi, perché è estremamente importante a livello educativo un buon possesso linguistico. Sì. 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 Io direi che... Ripeta. Era per segnalare che latitano i libri delle scuole medie su una logica anche elementare, che li aiuti a una pulizia del linguaggio e che quindi possa aiutare, come dire, possa fare da ponte con altre discipline, perché è chiaramente interdisciplinare questo argomento. Ecco, No, ma sono questo d'accordo, però ecco il fatto che, voglio dire, frasi a questo livello le possiamo tranquillamente dire anche se non ci fosse un libro, farci un po' lavorare sopra, sì, siamo d'accordo. Sì, sì. Ho una frase quantitativa, qui più matematica. Una strada è sicura all'80%. Cosa vuol dire quel numero 80? 80%, si usa, l'ho sentito dire qualche volta, quella strada è sicura all'80%. Ci sono frasi analoghe anche a livello pubblicitario, ma ne parlo dopo. Quell'80%, l'unico significato che so dare è su 100 macchine che passano, 80 vanno tranquille e 20 hanno un incidente. Se questo fosse il significato, una strada sicura al 99% vedrebbe un incidente una volta su 100. Sarebbe una catastrofe. Strada da chiudere immediatamente. Una strada sicura al 99% vuol dire che se ha un traffico normale ha 20 incidenti al giorno, non so, qualcosa del genere. Non è questo che vogliamo dire. Vogliamo dire abbastanza sicura ma non troppo, che va benone come giudizio qualitativo. L'errore è voler trasformare un giudizio quantitativo senza precisare il significato del numero. I numeri ci piacciono tanto, ma vanno usati l'80% è stato mantenuto bene e il 20% trascurato, però è un po' un altro discorso questo. Cioè, insomma, è un po', allora, passando al linguaggio pubblicitario, quando vedo in televisione o anche sulle pubblicità giornalistiche, rendi i capelli più soffici questo shampoo del 37%, ecco, mi risulta difficile capire cosa vuol dire più soffice, poi magari c'è anche un significato, però l'impressione è che si dia un numero per rendere più scientifico il messaggio, per far credere che sia un messaggio scientifico. Per concludere, saltiamo qualcosa, l'isola di Smuljan è un classico e qualche parola ce la voglio dedicare sull'isola di Smuljan. Sapete, Smuljan è un logico americano
credo tuttora vivente, ormai è vicino ai 90 anni, no, forse ha superato i 90 anni, per quanto ne so vivente, che da molti decenni si dedica molto alla divulgazione, molti libri sono stati tradotti in italiano. La cosa classica è l'Isola dei Furfanti e dei Cavalieri, dove abbiamo persone dall'aspetto non distinguibile, ma alcuni che dicono sempre la verità e alcuni che dicono sempre la bugia, in maniera categorica, non come noi umani che un po' oscilliamo. Lì c'è un principio morale preciso, o si dice la bugia sempre, o si dice sempre la verità. Questi tipi di esercizi, qui ne ho riportati 5, c'è anche un cenno di soluzione, permettono il ragionamento, quello a cui tendo molto, anche se sono abbastanza semplici. Vediamo il primo. Fra due abitanti A e B di quest'isola si svolge il seguente dialogo. A dice: noi due siamo dello stesso tipo. Stesso tipo intende entrambi furfanti o entrambi cavalieri. B ribatte: noi due siamo di tipo diverso. Cosa possiamo concludere? Allora, A dice che siamo dello stesso tipo, B invece sostiene che siamo di tipo diverso. Forse a prima vista si rimane un attimo dubbiosi, ma ovviamente chi ha ragione dei due? Ha ragione? Sono dello stesso tipo? Le due affermazioni sono inconciliabili fra di loro. Una è negazione dell'altra. Quindi vuol dire che sono sicuramente di tipo diverso, quindi A è un furfante e B è un cavaliere, quello che ha ragione. Vediamo il secondo. Abbiamo ancora un dialogo. C'è la possibilità di altre domande dopo oppure no? Meglio di no. Scusate, dalle altre sedi non sono arrivate domande? No, ok. Sì, vabbè, ok. Ok. Allora andiamo avanti. Il secondo esercizio, abbiamo sempre due abitanti. A dice: siamo entrambi furfanti. B dice: io mi chiamo Giuseppe, tu ti chiami Andrea, scusate. Siamo entrambi furfanti. Questa è una frase un po' più strana. Chi la può dire? Un cavaliere la può dire? No, un cavaliere non può dire siamo entrambi furfanti. Il cavaliere dice la verità. Quindi, notate quante volte dirò quindi chi la dice è un furfante. Quindi la sua affermazione è falsa. In altre parole, non è vero che sono due furfanti, ma lui è un furfante. Quindi, notate appunto la conseguenzialità. Non è troppo difficile, penso, per un ragazzino. Sarà difficile dirlo, spiegarlo per bene. Però è anche un bel gioco, fra l'altro. Ripartiamo da capo. Siamo entrambi furfanti. Un cavaliere non lo dirà mai, quindi chi lo dice è un furfante. Ma allora l'affermazione è falsa, per cui inevitabilmente B è un cavaliere, quindi la sua affermazione è vera, per cui ripilogando A è un furfante, come si chiama? Si chiama Andrea, e B è un cavaliere che si chiama Giuseppe. Nel terzo c'è l'almeno. Almeno uno di noi due è un furfante. Almeno uno di noi due si chiama Mario. Quell'almeno rende tutto più difficile. A dice: almeno uno di noi due è un furfante. Può essere un furfante che lo dice? No. C'è un piccolo ragionamento per assurdo, se vogliamo essere precisi. Forse non è il caso di esplicitarlo. Supponiamo che sia un furfante, questa affermazione risulterebbe vera, quindi siamo caduti in una contraddizione, per cui non può essere un furfante, quindi è un cavaliere. Ma se è un cavaliere deve dire la verità, per cui è vero che c'è almeno uno e l'altro è un furfante. Quindi sui nomi stavolta possiamo soltanto dire che nessuno dei due si chiama Mario. Quindi A è un cavaliere, B è un furfante, nessuno dei due si chiama Mario. Numero 4. Abbiamo 3 persone. I primi due sono categorici. Siamo tutti e 3 furfanti.
siamo tutti e tre cavalieri. C, fra di noi c'è almeno un cavaliere. Siamo tutti e tre furfanti, è un discorso analogo ai precedenti. Chi lo può dire questo? Un furfante. Allora abbiamo A, B e C, sicuramente ha un furfante. E siamo sicuri però che la sua affermazione è falsa, per cui non avremo furfante. Non so come saranno, ma almeno un cavaliere ci deve essere. B dice, siamo tutti e tre cavalieri. Non è possibile. Quindi C, anche se stava zitto, per noi era lo stesso, l'affermazione di C l'ho messa ma è superflua. C per forza è un cavaliere. L'affermazione di C è, fra di noi c'è almeno un cavaliere, se uno va è un aiuto, se uno vista la frase di A, può subito, se legge la frase di C, concludere che c'è un cavaliere. Perché nella frase di A siamo tutti e tre furfanti, la dice un furfante, non è vero che sono tutti e tre furfanti, significa proprio che c'è almeno un cavaliere, quindi l'affermazione di C è vera. Cioè qui abbiamo le due informazioni che ci danno B e C che sono non sono equivalenti però, perché direi, non vorrei dire sciocchezze, ma se B sta zitto non sappiamo nulla del tipo di B, sul tipo di B. L'ultimo viene dalle prove INDAM. Le prove INDAM sono rivolte agli studenti che hanno finito le superiori e si vogliono iscrivere all'università matematica. Ai più bravi viene data una borsa. Sono cose molto belle, purtroppo molto limitate nei numeri. Comunque, prendiamo queste. Quelli di logica risultano in questi contesti fra le domande più facili, in genere. Più gettonate, più facili. Allora, il numero 5, forse per una scuola superiore, per la scuola secondaria di primo grado è un po' difficile, ma non poi troppo. Ci sono 3 abitanti, uno di loro parla soltanto uno e dice, fra noi 3 almeno 2 sono furfanti. Fra noi 3 almeno 2 sono furfanti, c'è quella almeno. Come possono essere le 3 persone? Fra noi 3 almeno 2 sono furfanti. Non riusciamo a dare in modo univoco la risposta. Allora, se chi parla è un cavaliere, dice la verità e quindi gli altri 2 sono furfanti. Se chi parla è un furfante, dice una bugia e quindi non è vero che almeno 2 sono furfanti, ce n'è uno solo o addirittura nessuno, per cui ci sono almeno 2 cavalieri che sono questi altri. Entrambe le situazioni sono accettabili, quindi non abbiamo una risposta univoca come nei casi precedenti, però guardando le alternative di risposta suggerite, la prima è giusta, c'è almeno un cavaliere, c'è almeno un furfante, mentre le altre sono tutte sbagliate. Ok, qui poi ci sono cenni di risoluzione e poi c'è un'indicazione bibliografica, soprattutto per la parte sul linguaggio, un'indicazione di un libro a cui ho collaborato. Abbiamo ancora qualche minuto se ci sono domande anche dalle altre sedi eventualmente. Ci vuole il microfono però. Sì? Nella 5 lui dice che la risposta corretta è la A, ma anche la E. No. Ci sono più cavalieri che furfanti? Nella prima ipotesi c'è un cavaliere solo e 2 furfanti. Sì, una. Ma poi c'è anche l'ultima, FCC, o no? Sì, abbiamo 2 possibilità. L'esploratore può dedurre che fra i 3 abitanti c'è questa situazione ovvero quest'altra, e fra queste 2 non possiamo scegliere. Quindi la E è sbagliata.
L'esploratore non è in grado di dedurre che ci sono più cavalieri che furfanti. Perché l'esploratore può dire sono 2-1, ma non sa se i 2 sono furfanti e un cavaliere o 2 cavalieri e un furfante. Non può dedurre. C'è scritto può dedurre. Se volete per maggiore chiarezza potete aggiungere un necessariamente, che sicuramente. Può dedurre che sicuramente c'è. Così come la B è sbagliata nello stesso senso, nel senso opposto. O se ci sono altre osservazioni su questa parte più linguistica o anche sulla parte precedente, sul lavoro da fare. Sì. Mi aspettavo una domanda, sinceramente. Io ho due osservazioni. La prima è che io ho un altro problema linguistico che non ho visto qui, forse mi sbaglio, non rientra nelle casistiche, ed è questo, che secondo me, io non sono matematico di formazione, sono laureato in scienze geologiche, quindi non so se quello che dico è una mancata conoscenza mia, ma noi insegnanti comunque delle scuole medie ci formiamo purtroppo sui libri di testo anche se io poi ho approfondito comunque al di là dei libri di testo perché sono consapevole che contengono degli errori, vede. eccetera. Ecco, quello che noto però è che ci sono anche dei difetti di linguaggio, cioè il linguaggio pur preciso della matematica qualche volta non è poi perfetto. E adesso mi viene solo un esempio, ogni tanto mi vengono quando sono a lezione. Un esempio è, per esempio, il concetto di base nei poligoni, perché con la stessa parola noi intendiamo noi diamo alla stessa parola un concetto relativo o assoluto. Cioè nel trapezio la base è quel lato lì, è base, l'altro lato non può essere base. E invece nel triangolo ogni lato mi si fa capire, e questo è implicito, voglio dire, non viene esplicitato nei libri. E quindi mi sono accorto io, nella mia esperienza, che poi i ragazzini fanno confusione. Invece nel triangolo ogni lato può essere base. Apro poi una parentesi, invece provengono dalla scuola primaria con un concetto invece di base rigido nel triangolo. Cioè la base è quella lì perché l'ho messo così e non può essere, ecco. E quindi questo crea loro confusione. Quindi questo è un altro problema, cioè una stessa parola che viene usata sempre non in un altro contesto, quindi in matematica o nel parlare comune, ma all'interno della matematica viene usata con due significati un po' leggermente diversi. Leggermente diversi. Allora, sia chiaro che io non ho assolutamente la pretesa di aver esaurito tutte le ambiguità linguistiche, ce ne sono tante senz'altro. Allora, la parola base l'avevo citata perché ha un significato anche in aritmetica, 3 alla quarta, 3 la chiamiamo base, che è abbastanza diverso. Parola base in geometria, comunque sono d'accordo, quello che lei ha detto è senz'altro corretto, ma è un minimo insidiosa, soprattutto per quello che ha detto alla fine sul ragazzino che pensa che la base è questa, quella orizzontale, e basta, che poi vuol dire, come corollario immediato, che l'altezza è soltanto questa. E tracciare l'altezza che viene giù dritta, scusatemi l'espressione molto rozza che viene giù dritta, è facile, tracciare le altre crea problemi. Ho visto anche studenti universitari che fanno degli sforzi tremendi perché partono così, poi alla fine deve venire l'angolo retto qui, ma si fa tornare in tutti i modi, ma forzando le cose, col triangolo ottusangolo in particolare. È vero che nel trapezio, mentre nel triangolo qualunque lato può essere assunto come base e ha la corrispondente altezza, eccetera, e questo vale anche per un rettangolo del resto, siamo abituati a mettere la base il lato più lungo, ma è soltanto un fatto di comodità, niente di più. Invece nel trapezio soltanto 2 lati vengono chiamati basi, senz'altro, questo è giusto. Quindi c'è una piccola ma non trascurabile differenza nell'uso della parola. Qui è un lato qualunque, anche nel rettangolo e nel trapezio no. Però lasciatemi aggiungere, a questo proposito, ritengo diseducativo far sempre i triangoli con un lato orizzontale. Questo proprio, ogni tanto i triangoli facciamoli anche un po' messi per così.
non soltanto non acutangoli, non isosceli, non equilateri e così via, ma anche privi di lati orizzontali. Ci si abitua a vederlo, perché poi quando capita in una qualche configurazione un quadrato storto e non lo si riconosce più come quadrato, e questo è davvero un guaio poi. Cioè, la percezione in matematica è tanto importante, ma va sempre sorretta dal ragionamento. Quindi se io mi fisso a percepire il quadrato, quello bello dritto, il triangolo, quello fatto con una base orizzontale e così via, poi se la figura mi viene un attimo diversa, mi trovo spiazzato e questo non va bene. Comunque è giusta l'osservazione. Se ci sono altre osservazioni. Anche a livello didattico è proprio. Sì. La seconda è questa. Ho trovato molto interessante e piacevole quello dell'isola con i furfanti cavalieri. Si trova in molti libri di matematica divertente, anche con varianti, insomma. La mia osservazione didattica è questa, che nel proporlo agli alunni, mentre tutte le altre cose sono spunti interessanti che io proporrei anche subito, quest'ultima cosa, su quest'ultimo argomento invece vorrei fare questa osservazione. Secondo me noi non dobbiamo sottovalutare anche l'aspetto motivazionale, cioè ci sono alunni che arrivano, noi li prendiamo a 10-11 anni, e la differenza nell'abilità matematica è anche nella motivazione che hanno, nell'interesse. E l'interesse si sviluppa molto presto. Io non sono un pedagogista, uno psicopedagogista, per cui però così a buon senso, in età prescolare addirittura, ci sono bambini che per qualche motivo nella storia della loro vita cominciano ad apprezzare il numero, magari perché sono stati casualmente motivati, hanno avuto un fratello più grande, così, e quindi sui numeri sono molto interessati e molto motivati. Lo stesso alcuni con la logica. Quindi quello che voglio dire è che è molto divertente e molto interessante, ma sono convinto che proponendolo a scuola qualcuno lo perdo quasi subito, semplicemente perché non è motivato, cioè proprio non gli interessa, lo vede come qualcosa di astratto. Quindi posso magari raccontare una storiella, ma poi con qualcuno mi devo fermare al primo esempio, cioè che tutti dicono falso, cioè che ci sono i mentitori e invece i cavalieri, e fargli l'esempio semplice e finire là. E magari azzardo, usare questo argomento come quando divido una classe in approfondimento e recupero, diciamo, qualcuno che è interessato continua. Sbaglio? Questa è l'osservazione. In questa volta non sono del tutto convinto. Allora, prima cosa in cui sono d'accordo, non per niente questo argomento l'ho collocato alla fine del mio intervento, non l'avrei mai collocato all'inizio, mi è sembrato giusto alla fine, pensando tutti siamo un po' più stanchi, facciamo una cosa un po' più divertente, un po' più leggera, se vogliamo, meno impegnativa. Sul fatto quindi non è un fatto metodologico generale come le cose iniziali, forse sicuramente più importanti. Sul fatto motivazionale sono perfettamente d'accordo, però anche questo può motivare. Quando un ragazzino ha il problema, poi lo racconta in casa, lo racconta il cugino, ci litiga. Non tutti forse, però non vedo questa difficoltà. Cioè, sono d'accordo su un punto estremamente importante. Se siamo a livello di scuola secondaria, forse non dico una cosa lievemente diversa, a livello di scuola secondaria di primo grado, c'è ancora qualche confusione da parte dello studente fra materia e insegnante. L'insegnante è bravo, la materia è bella. Più o meno sono la stessa cosa. Quando si passa alla scuola secondaria di secondo grado, può capitare di sentir dire quella materia mi piacerebbe, ma viene insegnata male. Nelle scuole secondarie di primo grado credo che cosa ci sia un po' di confusione, quindi l'insegnante ha una responsabilità diretta proprio, deve far piacere la matematica. Se ci riesce dipende molto anche dalla sua capacità, dal suo carisma. Il fatto che esercizi così facciano perdere subito gli studenti, questo non sono così convinto però. Ripeto, un argomento così extra, da usare una volta nell'ora di supplenza, ma anche un collega va in una classe diversa e quindi faccio una cosa così un po' diversa dal solito, oppure l'ultimo giorno di lezione, oppure il primo giorno di lezione, non lo so, in un momento un po' rilassato se vogliamo, o magari sull'autobus della gita scolastica.
tutti i momenti più strani. Però dire che si perdono subito alcuni non lo so. Evitiamo cose difficili, sicuramente sì. Non lo so, forse mi sbaglio io. Esperienze personali, può darsi. Però... Sì, prego. Per esempio i giochi, i gare di matematica di varia natura, che ci sono anche per le scuole secondarie di primo grado, spesso sono delle occasioni per i ragazzi per scoprire una passione. È stupefacente vedere i ragazzini quando escono dalle gare di matematica che continuano a discutere per mezz'ora, un'ora, finché non hanno la certezza del risultato e con quale passione discutono, ma anche ragazzini che a volte non sono bravi in matematica, non sono bravi in matematica nelle ore di matematica, però invece hanno buone capacità logiche. Nel momento in cui si mettono a giocare con queste cose si appassionano. La metterei così, non so se troviamo un accordo, cioè, proprio prendendo lo spunto dalle gare. Io sono molto favorevole alle gare di matematica, purché siano gestite con attenzione da parte del docente e con la dovuta cautela, evitare sia frustrazioni, ma evitare anche che uno si senta un genio prematuramente, avrà tempo per dimostrarlo. Ecco, con molta cautela, però sono molto favorevole alle gare. Allora, se le gare le propongo ai ragazzi più motivati, che hanno voglia di farle, più o meno bravi, ma che hanno voglia di farle, va tutto bene. A quei ragazzi posso proporre, secondo me, anche gli esercizi su bugiardi e cavalieri. A quegli altri che non hanno voglia, rispettiamoli. Quelli, non imponiamoglielo una cosa che magari non sentono. Abbiamo trovato quasi un accordo? Va bene, direi che possiamo concludere qui. Ringraziamo il professor Bernardi per il suo interessante intervento, grazie di nuovo a tutti i partecipanti e il prossimo appuntamento è venerdì prossimo. E buon lavoro a tutti da parte mia.